Siamo con Stefania Geronazzo, ci eravamo lasciati quando sono state fatte riprese per lo spot di Italia 1 e adesso ci ritroviamo. E dopo cosa è successo? Dopo da lì sono andata ai mondiali, sono arrivata seconda in sramatura, anche le altre prove, in 2 prove, ho fatto un quarto posto e un quinto posto, poi il cambio catena non mi è andato bene, quindi ho penalizzato anche la prova dopo e quelle sono andate un po' così. Quando era la data? Era ad agosto, dal 2 al 5 agosto, erano queste gare. Ho fatto anche un'altra prova, la staffetta, che non ho mai provato a casa, una cosa bella. Ho scoperto che dovevo farla durante la cerimonia di apertura e l'abbiamo fatta a squadre, quindi eravamo 12 ragazze, abbiamo fatto 3 squadre da 4 e lì siamo arrivati secondi con la squadra, quindi sostanzialmente ho portato a casa 2 argenti. E fin là, va bene, ti dirò. E dopo da lì ho ricominciato ad andare a scuola, mi sono allenata a scuola per le gare che abbiamo fatto in Bosnia, l'anno scorso ormai, ad aprile. Lì sono arrivata terza assoluta femminile, però potevo arrivare prima, ma ho sbagliato una cavolata che mi sono mangiata le mani. Ma veramente, sì, praticamente sulla cerniera, nell'abbattimento, ho sbagliato delle misure dei riferimenti, me ne sono accorta troppo tardi e ho mandato tutto. E com'è che funziona l'abbattimento? L'abbattimento è praticamente fai la tappa davanti, mentre fai la tappa hai un riferimento che lasci sul tronco con il rostro della motosega. Io al posto di guardare il riferimento che ho fatto mentre facevo il taglio giù sotto della tappa, ho guardato il riferimento che ho fatto mentre facevo quello obliquo, che era più basso. Quindi io quando sono andata a vedere l'altezza della cerniera in base al riferimento, ho guardato il riferimento più basso, quindi la cerniera mi è venuta troppo bassa. E là ho perso 60 punti, che sarebbero stati i 60 punti che mi avrebbero bastato per arrivare prima, assoluta femminile, e per poi essere la prima donna ad accedere alla sramatura, e quindi nelle 12esime, insomma, sì. Assoluta di tutta la manifestazione. Mi sono mangiata anche le mani, sostanzialmente. E dopo da là sono venuta a casa col terzo posto, contenta, assolutamente sì. Ho continuato col campionato nazionale, il campionato italiano, ho fatto qualche gara così, ne ho fatto anche una qua a Valdobbiadene nel San Giovanni. Il 25 di agosto. E poi adesso a settembre sono partita, sono andata in Erasmus 3 mesi e adesso sono tornata e sto aiutando i ragazzi su a scuola. Mi dicevi anche che fai allenamento a scuola? Sì, alleno loro perché non sono hanno bisogno di una mano, ecco. E allora a tempo perso, anche se non ho tempo perso, vado su. Sì. E a scuola come sei messa? Ferma, adesso. Sì, ho finito la quinta, ho fatto appunto questi 3 mesi di Erasmus, adesso lavoro qua a casa, adesso sono presa per la fiera, che la prossima settimana vado in fiera. Fiera dove? A Verona, la fiera agricola, c'è l'europeo delle brune. Allora vado via con una stalla, essendo che la ragazza che di solito viene via è incinta, non può venire, vado via io con un altro ragazzo con 4 animali da portare nel ring e stiamo via dal lunedì alla domenica. E poi quando torno dalla fiera è un po' un punto interrogativo, perché no? Hai detto quinta, quindi vuol dire che hai già visto l'anno? No, ho finito io. Ah, proprio finito? Sì. Avevo pensato all'università, però è un po'... Un po' c'è lavoro da fare a casa, quindi non riuscirei a tenere lavoro, azienda e università. Ah, perché adesso segui anche qua a casa? Sì. Sì, papà ha intenzione di passarla a me, quindi per forza devo lavorare io. E che lavoro fai a casa? Sul vigneto, anche se io in realtà ho un'idea un po' varia, altra, un po' di modificare. Puntare sulla multifunzionalità dell'azienda anziché rimanere nella monocultura. Quindi magari integrare una parte zootecnica, una parte di azienda didattica, cose del genere.